Ci troviamo al liceo Marinelli per uno degli appuntamenti del percorso di alternanza scuola-lavoro. Assessore Panariti, in cosa consiste il progetto e come si articola? È un progetto importante che vede la Regione con l'Agenzia regionale per il lavoro e i centri di orientamento regionali coordinare una serie di altri soggetti come l'università, Confindustria, gli ITS, gli enti di formazione proprio per fornire una serie di conoscenze, una serie di laboratori nel seno dell'alternanza scuola-lavoro agli studenti e agli studentesse dei licei in maniera tale che possano scegliere il percorso successivo con maggiori competenze, con maggiore attenzione e conoscenza di quelle che sono le opportunità. Si tratta di un percorso che è stato richiesto a gran voce anche dagli stessi studenti che nel corso di una trasmissione televisiva mi hanno chiesto di poter lavorare nell'alternanza scuola-lavoro proprio con la Regione e quindi sono molto soddisfatta che questo percorso sta raccogliendo da parte degli istituti della Regione molte richieste di essere replicato. Si tratta quindi di incontri coordinati, come dicevo, dall'Agenzia regionale per il lavoro e dai centri di orientamento regionali, in cui diversi aspetti di conoscenza e di informazione per quanto riguarda lavoro, percorsi universitari, formazione superiore, indicazioni su lavoro all'estero vengono forniti agli studenti.